Teatro Goldoni si è appena concluso l'incontro con Umberto Galimberti, moderato per l'appunto da Anna Pomma, che abbiamo già sentito radiofonicamente presentare il Festival dei Matti. Con te una prima considerazione di questa giornata. Beh, si sente? Sì, è una considerazione che abbiamo avuto questo grande regalo perché Umberto Galimberti è sempre un'emozione, insomma, è sempre straordinario nei suoi itinerari e nelle sue riflessioni su questi temi. È stato un grande regalo perché Umberto Galimberti è stato uno dei sostenitori primi del festival, nel senso che è stato quello a cui io avevo parlato di questo progetto proprio all'inizio ed è stato anche il primo ospite della prima edizione del festival, che però purtroppo non abbiamo potuto sentire allora perché si era sentito male, è arrivato a teatro e se n'è subito andato per questa ragione, quindi sicuramente un bilancio positivo. Anche ieri sera abbiamo avuto questa partenza alla Basilica dei Frari con un concerto di Claudio Coianis molto molto bello, la Basilica era piena e insomma speriamo che questo inizio porti fortuna e che nei prossimi giorni ci sia insomma il seguito che ci auguriamo. Ecco. Happy, cause man make happy, cause man make happy, cause man make